cominciare, ricorda che se non ti senti bene, se hai febbre, sintomi influenzali o sintomi respiratori, non iniziare ad allenarti. Contatta telefonicamente il tuo medico e segui le sue indicazioni. Inoltre, se soffri di patologia cronica, per svolgere gli esercizi in sicurezza, ricordati di assumere correttamente la terapia quotidiana, di adattare l'intensità dello stesso alle tue capacità e di evitare esercizi che ti sembrino troppo impegnativi. Se hai ricevuto delle indicazioni precise dal tuo medico in merito all'attività fisica che puoi svolgere, svolgi solo l'attività che ti è stata indicata. Buongiorno a tutti, sono Giorgia, vi presenterò gli esercizi di oggi. Prima di partire, qualche buona regola. Ogni seduta di allenamento deve essere composta da alcune fasi principali. Riscaldamento. Ha l'obiettivo di preparare il corpo allo sforzo che andrà a svolgere e prevenire eventuali infortuni muscolari e articolari. Fase centrale. È la fase principale della seduta, in cui vengono fatti degli esercizi che stimolano le varie capacità fisiche del nostro organismo, tra cui resistenza, forza, mobilità, equilibrio. Defaticamento, che ha come obiettivo quello di ripristinare le condizioni fisiche iniziali di riposo. Allungamento muscolare, in cui attraverso esercizi di stretching, posturali e di mobilità si lavora sull'elasticità muscolare. Le nostre pillole saranno costituite da 5 esercizi ciascuna, da poter svolgere 2 volte al giorno in momenti separati della giornata, come mattina e pomeriggio. Riscaldamento. Step touch lento. Iniziamo il nostro allenamento con un esercizio di riscaldamento. Ci posizioniamo in piedi con le gambe unite, con la schiena dritta e lo sguardo rivolto dritto davanti a noi. Da questa posizione divarichiamo lateralmente la gamba destra. In seguito riuniamo le gambe muovendo la gamba sinistra. Ripetiamo il gesto andando a divaricare lateralmente prima la gamba sinistra e riuniamo le gambe muovendo la gamba destra. Continuiamo per 3 minuti ad una velocità compatibile con il nostro grado di allenamento. Durante l'esercizio dovremmo essere in grado di sostenere una conversazione. Per rendere più intenso l'esercizio, possiamo svolgerlo con delle varianti a partire dal secondo minuto. Step touch. Proviamo a svolgere l'esercizio piegandoci leggermente sulle ginocchia quando andiamo a divaricare lateralmente la gamba. Manteniamo gli addominali attivi per avere stabilità in tutto il movimento. Per i più allenati è possibile intensificare ancora il riscaldamento aggiungendo dal terzo minuto il movimento coordinato delle braccia. Step touch più movimento delle braccia. Pieghiamo i gomiti e portiamo le mani davanti al petto nel momento in cui andiamo a divaricare le gambe. Riportiamo le braccia lungo i fianchi nel momento in cui le gambe si riuniscono.
Fase centrale. Shoulder press con bottiglie. Questo esercizio servirà a migliorare la forza delle nostre spalle. Prendiamo 2 bottiglie, una in ciascuna mano. Partiamo dai in piedi con schiena dritta e sguardo dritto davanti a noi. Impugniamo le bottiglie e portiamole alle spalle con i palmi delle mani rivolti in avanti. Da questa posizione distendiamo le braccia verso l'alto fino a portare le bottiglie sopra la nostra testa, espirando. In seguito pieghiamo le braccia fino a ritornare in posizione di partenza, inspirando. In base al nostro grado di allenamento, svolgiamo l'esercizio da 6 a 15 ripetizioni. Riempite le bottiglie con la quantità d'acqua adatta al vostro grado di allenamento. Mantieni le braccia in linea con le orecchie. Buttiamo fuori l'aria mentre spingiamo in alto le bottiglie e inspiriamo mentre le riportiamo alle spalle. Cerchiamo di mantenere le bottiglie su una linea verticale immaginaria nelle fasi di spinta e di ritorno. Recuperiamo 40 secondi e svolgiamo 3 serie. Affondo inverso alternato. Questo esercizio ci servirà a migliorare la forza delle nostre gambe. Iniziamo sempre in piedi con le gambe alla larghezza del bacino, la schiena dritta, le braccia lungo i fianchi e lo sguardo dritto davanti a noi. Eseguiamo un passo indietro con il piede destro. Inspirando, pieghiamo la gamba destra verso il pavimento, formando un angolo di 90 gradi. Fermiamoci qualche centimetro prima di toccare il pavimento con il ginocchio. La gamba sinistra si piega di conseguenza, andando a formare un angolo di 90 gradi. Spingiamo con il piede della gamba avanti contro il pavimento e torniamo in stazione eretta, espirando. Avremo così nuovamente un piede vicino all'altro, come in posizione di partenza. Eseguiamo il movimento in modo alternato, prima con una gamba e poi con l'altra. In base al nostro grado di allenamento, svolgiamo l'esercizio da 6 a 15 ripetizioni. Quando risali, spingi dal tallone della gamba che sta avanti. Recuperiamo per 40 secondi e ripetiamo 3 serie. Curl con bottiglie. Questo esercizio ci servirà per migliorare la forza delle nostre braccia. Prendiamo 2 bottiglie. Partiamo in stazione eretta con i piedi alla larghezza del bacino, la schiena dritta e le braccia lungo i fianchi. Flettiamo le braccia e portiamo le bottiglie verso le spalle con i gomiti fermi vicino ai fianchi, espirando. In seguito riportiamo le braccia lungo i fianchi, inspirando. In base al nostro grado di allenamento svolgiamo l'esercizio da 6 a 15 ripetizioni. Svolgiamo l'esercizio in maniera fluida e continua.
ricordiamoci di tenere le ginocchia morbide per alleviare il carico sulla colonna vertebrale. Anche in questo caso, riempiamo le bottiglie con la quantità d'acqua adeguata al nostro grado di allenamento. Recuperiamo per 40 secondi e ripetiamo per 3 serie. Defaticamento. Concludiamo l'allenamento con una fase di defaticamento, in cui riprenderemo l'esercizio del riscaldamento ad una velocità ridotta e nella sua versione più facile. Step touch lento per 2 minuti. Ci posizioniamo in stazione retta con gambe unite, la schiena dritta e lo sguardo rivolto dritto davanti a noi. Da questa posizione divarichiamo lateralmente la gamba destra. In seguito riuniamo le gambe muovendo la gamba sinistra. Ripetiamo il gesto andando a divaricare lateralmente prima la gamba sinistra e riuniamo le gambe muovendo la gamba destra. Cerchiamo di mantenere il ritmo come vediamo in video. Allungamento muscolare. Quadricipiti. Questo esercizio ci permetterà di migliorare l'elasticità dei nostri quadricipiti. Partiamo da in piedi. Flettiamo la gamba destra dietro portando il tallone verso il gluteo. Aiutandoci con la mano, afferriamo il dorso del piede avvicinando il più possibile il tallone al gluteo. Se abbiamo necessità, con l'altra mano ci appoggiamo a una parete. Manteniamo la posizione per 30 secondi. Cerchiamo di mantenere una respirazione regolare e controllata per tutta la durata dell'allungamento. Manteniamo le cosce vicine e sulla stessa linea. Lentamente lasciamo andare il piede portando la gamba stesa in posizione di partenza. Ripetiamo lo stesso movimento con la gamba sinistra. Allungamento muscolare. Spalle. Questo esercizio ci permetterà di migliorare l'elasticità delle nostre spalle, in particolare del muscolo deltoide. Partiamo in piedi con le braccia lungo i fianchi. Solleviamo il braccio destro e lo portiamo disteso davanti al collo. Con l'altra mano esercitiamo una leggera spinta con il braccio destro verso il petto. Manteniamo la posizione per 30 secondi. Concentriamoci sulla respirazione. Inspiriamo ed espiriamo lentamente e in maniera controllata per tutta la durata dell'allungamento. Lentamente lasciamo andare il braccio destro, portando entrambe le braccia lungo il busto, come da posizione di partenza. Ripetiamo lo stesso movimento con il braccio sinistro.